Mandi, un grande mandi a tutti, care aquile, eh, e di mese in mese siamo qui per una nuova diretta. Settembre è ormai alle porte e abbiamo nuovi importanti appuntamenti da segnalarvi. È sicuramente il mese della ripresa lavorativa, nella speranza di un ritorno alla normalità, anche se continuano a bombardarci da tutte le parti con notizie allarmistiche, eh, non solamente legate alle varie malattie che vanno di moda, ma con insomma, le varie notizie sui vari conflitti e sui problemi economici che temo saranno sempre più pesanti, sia per le famiglie sia per le imprese. In ogni caso tiriamo avanti, andiamo avanti e cerchiamo di ripartire, magari stringendo i denti, e anche perché vi sono insomma, all'orizzonte immediato degli appuntamenti notevoli. In sintesi, ve ne segnalo almeno due in questo mese di settembre. Si tratta delle elezioni politiche statali che daranno inizio alla 19ª legislatura parlamentare, fissate il 25 di settembre del 2022, alla fine del mese, mentre all'inizio di questo prossimo mese di settembre ricordo insomma quella che è una delle principali ricorrenze friulane in assoluto, ovvero sia la giornata di devozione mariana dell'8 di settembre, che non è solamente una data storica, eh, ma è, direi, prima di tutto una data che, come dire, dimostra la profondità della devozione mariana friulana praticamente su tutto il territorio, come vedremo. Per quanto riguarda, diciamo, il principale appuntamento civile, quello elettorale, le aquile guardano con un po' di distacco e anche con un po' di disillusione alle vicende politiche statali, pur restando un movimento non solamente associativo, ma proprio eh, prettamente politico, e quindi insomma non possono non come dire, formulare un invito alla partecipazione democratica, ecco, da parte di tutto l'elettorato, indipendentemente, ecco, da quelli che possono essere gli orientamenti politici dei singoli. L'invito è quello di andare anzitutto a votare, favorire una alternanza di governo, se possibile, anche perché riteniamo che insomma i precedenti governi abbiano fatto solo danni, soprattutto contro i piccoli, contro le famiglie, contro le imprese, contro le piccole imprese soprattutto, che sono il nostro tessuto produttivo sul nostro territorio. E, l'invito è a votare qualcosa di nuovo, qualcosa di realmente nuovo e alternativo. Ovviamente si va a votare sempre il meno peggiore si va a votare nonostante la oscena legge elettorale italica Rosatellum bis ter, fra l'altro una legge ideata da un triestino contro il Friuli, che è la regione più penalizzata anche dal taglio
dei seggi parlamentari, per cui temiamo che gli eletti saranno quasi tutti triestini. Diciamo, la pattuglia regionale in Senato è stata quasi dimezzata. Eh, Idem alla Camera, anche se un po' di meno, c'è stato un taglio drastico di più di un terzo dei seggi in entrambe le Camere, e questa legge elettorale bloccata vieta agli elettori ciò che viceversa è consentito persino in occasione delle elezioni amministrative in un comune grosso, ovvero sia il Rosatellum Bister alle politiche, addirittura alle politiche vieta sia le preferenze sia il voto disgiunto, per cui è tutto bloccato, i parlamentari sono nominati dall'alto, e anche l'articolazione abnorme dei collegi, che si sono ovviamente ingigantiti a seguito del taglio delle cosiddette poltrone, genera dei problemi notevoli, una morsa mortale contro il Friuli, per cui continua il neocolonialismo triestino sul Friuli orientale goriziano, che è stato annesso al collegio della città triestina, mentre tutto l'Alto Friuli è stato scorporato dalla ex provincia di Udine per venire aggregato al Friuli occidentale, per cui verranno applicate in occasione di queste elezioni delle delimitazioni amministrative del tutto inedite, che a livello di collegi elettorali non potranno non produrre una classe politica ancora più distante dai territori e ancora più antifriulana, tanto per cambiare. Passeranno solo i capi dei principali partiti, per cui saranno quasi tutti triestini gli eletti alla fine. La nostra regione duale è tra le più penalizzate in assoluto, per cui sarà molto difficile che qualche friulano riesca ad andare a Roma a sedersi in Parlamento. Verrà rappresentata solo la città triestina, questo capoluogo eccentrico, innaturale, alieno, spesso ostile, imposto dall'alto, mentre tutto il Friuli rimarrà sostanzialmente a bocca asciutta. Ecco. Soprattutto i territori meno popolati, più marginali, penso al Friuli orientale goriziano, ma anche alla montagna, insomma, verranno sostanzialmente tagliati fuori. Per cui il quadro è fosco e problematico anche per quanto riguarda la rappresentanza politica del Friuli, che ormai è ridotto sostanzialmente a una colonia, è tagliato fuori dalle istituzioni italiane. Nonostante tutto, insomma, l'invito è quello a partecipare, ad approfondire, insomma, quello che resta comunque un importante appuntamento elettorale, e, e a scegliere il meno peggiore magari tra le liste nuove, tra i simboli nuovi, che tutti gli elettori potranno conoscere con sicurezza andando a consultare i manifesti elettorali pubblici generali, ecco, quelli bianchi con tutti i simboli, che in ogni comune verranno pubblicati non solamente presso gli uffici, ma addirittura nelle piazze, nelle strade, in questo periodo di fine agosto e inizio settembre. L'inizio di settembre sarà segnato da una campagna elettorale che speriamo quanto più partecipata e consapevole possibile. L'invito è a informarsi, magari anche attraverso fonti alternative, su internet, sui siti dei nuovi simboli.
che magari possono dare un contributo di rinnovamento. Ecco, in una prospettiva friulana non possiamo, non possiamo insomma comunque ignorare il fatto che insomma il Friuli ha molti nemici e cerchiamo di votare diciamo il simbolo meno antifriulano che troviamo, cioè cerchiamo anche di preferire il simbolo tra quelli nuovi che insomma presenta meno elementi di italianità, anche perché con la realtà italica in realtà il Friuli ha ben poco da spartire. Ognuno valuti anche i programmi, non solamente i candidati delle singole formazioni politiche, informandosi sulla rete o comunque presso i media alternativi in forma attiva e approfondita. Fate le vostre valutazioni, andate a votare perché comunque non c'è quorum, quindi se vanno a votare solo in 3 e 2 optano insomma per il vincitore, quello governerà. Quindi insomma il Parlamento è un organo necessario che verrà sicuramente eletto, per cui chi non va a votare delega agli altri, lascia decidere agli altri e insomma, insomma lo troverei inutile, sterile, insomma, nonostante l'attuale pessima legge elettorale Rosatellum Bister che ci ritroviamo e che è solamente la terza legge elettorale politica incostituzionale consecutiva che Trieste e i triestini ci hanno regalato per tagliarci ancora di più fuori da ogni reale, effettiva possibilità di partecipare alla gestione del potere. I friulani purtroppo devono pagare solo le tasse, però anche su questo si dovrebbe iniziare a riflettere, a discutere. Spero di sbagliarmi, ma vi ripeto, il sistema è congegnato per mandare a Roma quasi tutti, quasi solamente triestini. Questa è la situazione che attualmente ci ritroviamo in regione. Non ci resta che pregare, fondamentalmente, e quindi passo alla seconda e ultima grande ricorrenza di questo periodo, ovvero sia la principale ricorrenza dell'8 di settembre, la Natività della Madonna, che in Friuli è venerata da sempre su tutto il territorio. Non solamente a San Vito al Tagliamento presso il Santuario della Madonna di Rosa nel Friuli occidentale, nella diocesi di Concordia, non solamente presso la Madonna di Barbana sull'isola gradese, insomma nel Friuli orientale in arcidiocesi di Gorizia, uno dei santuari più importanti insomma di tutta la regione, sicuramente molto antico, ma un altro santuario davvero tra i più antichi del mondo è quello di Castelmonte. E questo è quello di Castelmonte, presso il quale si radica assieme a tutti gli altri che costellano il nostro territorio, in moltissime località friulane, si radica quella che è la grande devozione mariana friulana che si fonda sulla tradizione aquileiese. Ricordiamo il pellegrinaggio che sale a Castelmonte a piedi in memoria del grande terremoto del Friuli del 1976, iniziato proprio nell'anno della tragedia, per chiedere la grazia alla Madonna per
non solamente il suffragio per i defunti, non solamente l'aiuto per i feriti, non solamente insomma per le necessità immediate, ma anche per progettare e vincere quella che poi è stata la sfida trionfale della ricostruzione. Tra l'altro in descrizione proprio sulla ricostruzione, non solamente sul terremoto, vi segnalo una precedente diretta che risale al 6 maggio di quest'anno. E, insomma, ricordiamo questo evento che non ha solamente una dimensione spirituale, mariana, devozionale, ma proprio in quanto evento popolare, come dire, rappresenta il meglio del Friuli e quindi rappresenta, a nostro modo di vedere, anche un'occasione per fare memoria di quello che è stato non solamente la tragedia del terremoto, ma anche il trionfo della ricostruzione. Un autentico trionfo che ha dimostrato al mondo, potremmo dire, insomma, non solamente i difetti, ma anche le qualità di quello che ancora oggi rimane il popolo friulano. Un popolo che deve riscoprire le proprie radici più autentiche, deve come dire, ritornare anche alla sorgente, deve, come dire, organizzarsi anche politicamente per non scomparire, non venire assimilato, non venire cancellato. Ehm, e in questo, insomma, noi riteniamo doveroso dare il nostro contributo per rappresentare un popolo, per, come dire, fare la nostra parte affinché, come dire, venga tenuta viva prima di tutto la memoria e non si smetta di progettare il futuro per quanto riguarda la nostra terra. Una terra, quella friulana, che conta sempre meno, che ormai rischia di venire esclusa, insomma, dalle istituzioni. È una terra che, insomma, fatica anche solo a tirare avanti, grazie anche all'amministrazione triestina e triestineggiante, fevugina, che centralizza non solamente la gestione del potere, ma anche il dispendio delle nostre risorse pubbliche, anche regionali, nell'angolino in basso a destra. Insomma, se i friulani non si rendono conto di rischiare grosso, ma non solamente a livello di politica statale, ma anche a livello di politica regionale, eh, riteniamo che davvero qui sia a rischio la stessa sopravvivenza di quella che è una regione naturale friulana che purtroppo fatica a trovare un suo riconoscimento geopolitico autentico e una sua reale autonomia che le spetterebbe di diritto, per diritto naturale, sulla base non solamente dell'elemento geografico e storico, ma anche sulla base di elementi linguistici e culturali che insomma fanno parte del DNA di un popolo che purtroppo ultimamente è a rischio. È a rischio. Molti danno la colpa ai friulani, ma ritengo che il nostro popolo in realtà sia vittima.
dobbiamo in ogni caso reagire, dobbiamo fare il possibile. E Aquila del Friuli si mette a disposizione senza il vostro sostegno e perché no anche la vostra adesione, in ogni caso potremo fare ben poco. In ogni caso buon mese di settembre a tutti e mandi a Duce. Stemi bene. Maman e alle prossime. Mandi.